noi siamo qui oggi a un anno di distanza da quei fatti lì per fare un po' il punto della situazione e per parlare di questi argomenti che adesso si stanno mano a mano sviluppando. Dalla parte dei carrozzieri, sabato 17 gennaio ci ritroviamo ad un anno di distanza per presentare la nuova proposta di legge elaborata dai carrozzieri di Confartigianato per regolamentare il settore dell'RC auto. Il convegno sarà un momento di confronto per illustrare ai politici e parlamentari le proposte della categoria per riformare il settore nel rispetto delle imprese e nella tutela dei consumatori. Diciamo che eravamo stanchi di restare in trincea e abbiamo deciso di uscire con un nostro progetto che, guarda caso, è stato recepito da alcune forze politiche e da alcuni politici ed è diventato disegno di legge. Le richieste sono quelle che i carrozzieri indipendenti siano alla pari di quelli fiduciari, che non ci sia un invio di lavoro obbligato ai fiduciari perché lavorano in maniera un po' anomala, e un impoverimento del nostro parco, dei nostri clienti, perché obbligati a andare dove le compagnie li inviano. Per noi la concorrenza sarebbe sulla qualità e non su un progetto di legge che volevano fare le compagnie in cui obbligavano a far chiudere le carrozzerie indipendenti. Poi abbiamo visto anche che facendo questo nostro progettino che è diventato disegno di legge abbiamo toccato qualche nervo scoperto e abbiamo sentito l'uscita del presidente Minucci di Ania con quelle sue battutacce quasi da denuncia. Dopo le battaglie per stralciare l'articolo 29 e l'articolo 8 che sono andate a buon fine, abbiamo pensato di fare una proposta che desse la possibilità che alle imprese di stare un attimino più tranquille, perché c'è sempre questo pericolo di un vulnus che attacchi la libertà d'impresa, ed è proprio la libertà d'impresa che noi puntiamo a salvaguardare, oltre alla libera scelta dell'utente che ovviamente deve scegliere l'azienda dove si sente più tranquillo, dove si sente più tutelato. Ecco, questi sono i due principi fondamentali su cui si basa la proposta di legge. Questa proposta di legge è stata presentata in una conferenza stampa che è stata molto frequentata al Capranichetto di Roma il 1° ottobre, erano presenti 40 parlamentari e devo dire che c'è stata una risposta molto ma molto importante da parte di quasi tutti i gruppi che sono intervenuti. Infatti poi dopo qualche mese la proposta è stata presentata ufficialmente alla nostra integralmente dalla onorevole Sara Moretto, e poi è stata ancora presentata integralmente da Raffaello Vignali, quindi è cominciato, voglio dire, l'iter, che insomma ovviamente adesso a tutt'oggi non sappiamo dove andrà dove sfocerà, però è del tutto evidente che il nostro impegno a partire dal convegno di oggi e da altri convegni che faremo sul territorio per sensibilizzare soprattutto tutti i gruppi politici affinché premano, affinché la proposta venga incardinata in Parlamento, questo è il nostro obiettivo immediato nostro come organizzazioni. Onorevole Moretto, a un anno di distanza ci ritroviamo per quanto riguarda la problematica dei carrozzieri e la riforma del settore RC auto. Quali novità in questo periodo di tempo sono intervenute? Ma la novità principale sicuramente è la presentazione di una proposta di legge a mia prima firma, ma che ha raccolto e sta raccogliendo l'adesione di molti altri colleghi, che ricalca le proposte proprio di Rete Imprese Italia e anche di Confartigianato relative alla riforma del settore dell'RC auto. Il governo ha l'obiettivo, deve averlo, di ridurre le tariffe, i premi delle assicurazioni RC auto, ma penso che non debba farlo a spese di chi lavora e quindi delle imprese di autoriparazione. Ci troviamo oggi qui per un'importante iniziativa della categoria dei carrozzieri. Sì, è un'iniziativa secondo noi della Confartigianato, un'iniziativa assolutamente doverosa che tende a riequilibrare il rapporto che c'è fra le assicurazioni, i carrozzieri e i consumatori. Anche in veste di consumatore mi sono trovato proprio nella difficoltà di
di affrontare appunto delle riparazioni, proprio per il fatto che le assicurazioni tendenzialmente ti portano ad andare verso la direzione che loro intendono portare avanti, cioè quella delle convenzioni. In realtà questo squilibra il mercato perché non rende possibile una comparazione, non rende possibile la libera concorrenza, e questo secondo me dell'iniziativa che è stata portata avanti dal Presidente nazionale Silvano Fogarollo è assolutamente pertinente e riequilibra, proprio come voglio sottolineare, proprio il rapporto che ci deve essere, perché non si può pensare insomma, che in una situazione economica come questa insomma, ci siano questi squilibri. Quindi direi un'iniziativa veramente straordinaria e portata avanti con tanta passione proprio dalla Confartigianato e dalla categoria, che secondo me fa onore alla categoria stessa. Qual è la vostra posizione su questa proposta di legge? Questa proposta di legge sicuramente parte da un punto fermo, che non deve essere monopolizzato il lavoro della carrozzeria da parte delle assicurazioni. Questo è il punto principale. Poi si articola anche in altri passaggi, ma riporta sempre che il cliente dell'assicurazione deve avere la possibilità di scegliere la carrozzeria di fiducia. Questo è il punto basilare. Quello che io mi auguro però, purtroppo, che vedo in Parlamento è che le forze politiche non la pensano così, oppure quando vengono qua dicono una cosa, quando sono in Parlamento per rispondere al proprio partito o alle proprie lobby interne esattamente votano il contrario. L'ultima volta che c'era questo emendamento, che su un ultimo decreto legge, è stato fatto il diavolo a quattro proprio perché venisse soppresso. Siamo riusciti a sopprimerlo, ma ripeto, noi come opposizione abbiamo fatto di tutto proprio per riuscire perché venisse stralciato. Abbiamo portato tutti i carrozzieri, l'associazione, l'organizzazione è venuta a Roma, cioè c'è stato un grande dibattito e in quel momento là il governo ha messo da parte questo articolato. Spero che se c'è qualcosa di nuovo venga adottato esattamente solo e contro il monopolio che vogliono fare.